una memella. Per fare una zuppa alle erbiglie prima ci vuole cuocere le erbiglie, cercarle e scegliere, nettarle tutte. Ci vuole cogliere un lavone, un finocchio, le cornocchiole caprone, latte rivoli, a nebida e un bel bullino. Qui c'è una bastinaccia che si trova d'abitudine nei campi. In francese la chiamano carotte sauvage. Qui è il finocchio che si trova quasi in giro per i campi. Questi sono altri revoli che si trovano piuttosto nei muri o ordine rive. Vedi è un perevollino che preferisce i luoghi umidi. Questo è il cornocchio caprone che preferisce nei muri. Vedi nebida che se ne trova quasi in giro. Vedi un lavone che si coglie a bordo dell'acqua, di fussetti. Si può mettere nella zuppa, ma si mette piuttosto delle pastelle con l'alba. So che ci vuole per fare una zuppa, prima ci va a far cuocere un pugno di fagioli rossi, a farli ben cuocere. Dopo le erbiglie si nettano, si lavano e si tazzano. E poi si pucciano le poche pommi, secondo so come vuole fare di zuppa. Ci si mettono 2 cipolle, e appena l'aglio, appena i ronchiroro, un condime secondo so come vuole, olio o rassa porcina o so che c'è. Ci si mette appena di conserva e un sale. Si face cuocere tutto qui, si mette tutto qui a cuocere all'acqua fresca e poi si lascia cuocere un minimo di ore perché la sia bella cotta, come lo si face. E poi quelli che buonano ci aggiustano appena di basto, appena di riso, secondo i gusti si fa la zuppa.